2 milioni di euro all'anno di corrente elettrica per il funzionamento delle idrovore, l'equivalente di una grande industria energivora che però non produce beni ma sicurezza per il territorio e i suoi abitanti e preserva l'agricoltura del Delta del Po dalla risalita dell'acqua marina. In visita agli impianti il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella, accompagnato dai presidenti dei locali consorzi di bonifica. E questo è il significato che qualcuno non ci crede o non vede o non è informato e non sa, l'abbassamento del territorio, cioè di questi 2 metri e mezzo. È continuamente pochi centimetri, ma sta calando ancora e speriamo che non estraggano il metano né al largo né qua nelle vicinanze del Ferrarese o di Ravenna, insomma, perché noi siamo come in un catino, in una buca e il terreno va giù, insomma. Almeno 8 comuni del Delta, se non tutta la provincia polesana, devono la loro sicurezza idraulica alle attività dei consorzi. Solo in questa zona ci sono oltre 41 idrovore, mi hanno spiegato, più altre in altre zone, questo costa tante risorse, quindi oltre che il mantenimento idraulico degli argini, tenerli puliti e tutte le opere di protezione, bisogna anche spendere tante risorse di corrente elettrica, quindi lo Stato deve essere presente, noi cercheremo di essere presenti perché se qui arriva l'acqua salata non si coltiva più, non si vive più e si perde sicuramente un patrimonio importante per il nostro territorio. Il presidente della commissione è stato accompagnato nel Po di Pila in quella che fu l'isola della Batteria. Qui sorgeva un piccolo abitato. Una mareggiata negli anni 70 distrusse gli argini e inondò la campagna sommergendo ogni edificio, anche la piccola idrovora che serviva a questo lembo di terra. Il progressivo abbassamento dei terreni causato dalla subsidenza ha scoraggiato il recupero dell'isola, che ora appare come uno specchio d'acqua da cui emergono i ruderi delle vecchie abitazioni.